Un ciclo di incontri che giocano un po' a incastro tra quella che è la medicina per certi versi popolare, ma anche alla luce di alcune cognizioni scientifiche moderne, quella che è la tradizione popolare nella medicina, quindi l'oralità o l'etnoiatria, e quelle che sono anche le curiosità che vengono da un'alimentazione di tipo salutistico. Questo è in pratica il bersaglio su cui ho cercato di fissare gli incontri che ho appunto portato avanti in queste 3 serate, per far capire innanzitutto che noi proveniamo da una tradizione anche culinaria molto ricca, molto antica, certamente piuttosto longobarda, quindi altogermanica, che però qui nella nostra terra si fonde e anche si sublima con altre tradizioni che vengono da mondi vicini, in particolare dall'area mediterranea e soprattutto dalla tradizione adriatico-orientale. Allora abbiamo cercato di mettere a fuoco, studiando delle tradizioni classiche, quali per esempio l'uso del litum cividalese, vale a dire l'assunzione di germogli, giovani getti e anche giovani foglie del momento primaverile, che portano a un beneficio generale e anche a una velocizzazione, diciamo oggi, dei metabolismi e quindi a un ricambio naturale di molti sistemi cellulari che sono interessati in questo momento dell'anno. Abbiamo cercato di capire quali fossero le curiosità che ci provengono da una cucina salutistica longobarda e quindi abbiamo finito con l'aromaterapia in cucina, vale a dire quelle erbe aromatiche capaci di dare oli essenziali che in piccolissima traccia sono fortemente utili proprio al nostro organismo anche al seguito di un'assunzione di tipo alimentare.